Ciao ragazzi, oggi sto salendo sul monte Plauris e sono partito da Malga Confin, che è qua sotto, e ora saliamo e vediamo com'è il panorama in cima. Mi sono fermato a fare un timelapse in questo punto perché mi piaceva molto la composizione da qua. Quindi ne ho approfittato per mangiare qualcosa e fare un po' di riprese a dettagli tipo fiori e insetti, come avrete visto. E niente, la vista da qua è fantastica, si sta veramente da Dio, la temperatura è ottima e ci sono anche delle aquile, credo, che stanno volando da quella parte. Questa è la visuale dal punto in cui mi sono fermato a fare il timelapse e sì, direi che non servono parole per descrivere cosa si vede da qua. Non dovrebbe mancare moltissimo alla fine del timelapse, così possiamo ripartire, arrivare in cima e fare qualche ripresa aerea con il drone dalla vetta. La giornata fortunatamente sta migliorando perché prima il cielo era coperto questa mattina quando sono partito, però ora come vedete sta venendo fuori il sole, quindi meglio di così non poteva andare. Ok, sono arrivato in cresta e come potete vedere la visibilità, come potete vedere la visibilità è nulla per ora perché ci sono le nuvole, ma questo potrebbe essere interessante per le riprese col drone, quindi arriviamo in cima e vediamo com'è. Ho appena incrociato dei signori che mi hanno detto che più avanti le nuvole dovrebbero essere un po' più diradate, quindi speriamo ci sia una visuale migliore. Sì, avevano ragione, si inizia a intravedere. Mamma mia che spettacolo, oddio che spettacolo. Alla fine ho deciso di far volare il drone anche qua in Forcella, da subito. Si erano diradate le nuvole, si vedeva tutta la vallata e quindi dai ho detto se poi magari arrivano altre nuvole e non riesco più a riprendere mi dispiacerebbe, quindi qualcosina l'ho già registrato e adesso continuo a salire. Sembra di essere a Brescia a casa del mio amico Matteo. Sono arrivato di nuovo in cresta, più in alto. La montagna è là dietro, però ci sono troppe nuvole, non me la sento di andare su, quindi mi fermo qua
che la vista è davvero mozzafiato anche da qui. E faccio un time lapse, magari qualche ripresa col drone e dopo torno alla macchina.